Al via ieri la 3 giorni relativa al convegno della SIRM, Società Italiana di Radiologia Medica, gruppo regionale della Sicilia, nella splendida cornice del Teatro Pirandello di Agrigento. A fare gli onori di casa per il sindaco l'assessore Beniamino Biondi, al tavolo del teatro per la presentazione dell'evento che ha come tema diagnostica per immagini del fegato e delle vie biliari delle linee guida alla pratica clinica il dottor Angelo Trigona, direttore del Dipartimento di Scienze Radiologiche dell'ASP di Agrigento, il professor Massimo Midiri, presidente regionale della SIRM, il professor Roberto Lagalla, direttore del Dipartimento di Radiologia dell'ospedale Policlinico Giaccone di Palermo, e il presidente dell'Ordine dei Medici Salvatore Puma. In sala tante le autorità presenti, oltre che a centinaia di medici provenienti da tutta l'isola e non solo. SIRM sta per Società Italiana di Radiologia Medica. Noi siamo evidentemente una sezione, un gruppo siciliano che conta più di 1000 iscritti, quindi pensate 1000 specialisti di radiologia che fanno parte di un'unica società scientifica. Il dato è importante perché siamo una società in cui non ci sono società o altri gruppi più piccoli, è un'unica società scientifica. Questo ci dà forza ed è un convegno che questo che sta nel solco di una tradizione praticamente cinquantennale, il 42esimo convegno che noi facciamo biennalmente e che quest'anno vuole in qualche modo celebrare un tema molto importante nell'ambito della medicina, che è quello delle problematiche che riguardano il fegato. Parliamo di linee guida, parliamo di comportamenti corretti e il convegno ha l'ambizione di poter essere un tassello importante nell'addestramento continuativo che i radiologi, gli specialisti radiologi devono avere nel loro ambito clinico. L'obiettivo è praticamente di dare orgoglio alla città di Agrigento, meravigliosa veramente la città dei templi, ed è un congresso biennale molto importante. Sperando di dare delle indicazioni ben precise a tutta l'utenza, in quanto dal punto di vista delle tecnologie siamo praticamente già all'avanguardia, in quanto la diagnostica del fegato e delle vie biliari, dalle linee guida alla pratica clinica, siamo in grado di poterla soddisfare praticamente in modo migliore. Momenti come questi quanto sono importanti, professore? L'aggiornamento professionale continuativo, diciamo, è alla base della qualità della risposta sanitaria di cui sono capaci i medici. Diceva Frugoni, indimenticato clinico medico del secolo scorso, che i medici sono degli studenti a vita. E l'innovazione tecnologica, che più delle altre coinvolge la radiologia, impone inevitabilmente, anzi direi necessariamente, questi momenti di aggiornamento professionale e di confronto tra specialisti e studiosi. È quello che avviene oggi ad Agrigento nella celebrazione della massima assise regionale dei radiologi e quindi della Società Italiana di Radiologia Medica, e la scelta di Agrigento ovviamente non può che personalmente inorgoglirmi in relazione, diciamo, alla valenza che viene data a questa città. Agrigento è stato oramai in tutto quest'anno, anche dall'anno passato, al centro di queste attenzioni. Abbiamo avuto recentemente quello di gastroenterologia della pediatria, abbiamo avuto prima ancora quella dei cardiologi, abbiamo avuto un altro prima ancora di internistica. Cioè praticamente Agrigento diventa quasi un fulcro delle nuove attività che si svolgono, anche perché la città attrae i nostri templi, la nostra cosa, eppure il nostro ospedale, che bene o male riesce ancora a catalizzare tutta quella che è un'utenza particolare. Poi la radiologia in modo particolare è sicuramente la branca specialistica che nell'ultimo periodo ha avuto il maggiore sviluppo.